del dolore e del lutto in migliaia al mercato ortofrutticolo di Brondolo per l'ultimo saluto a genitori e figlio morti nel rogo della Domenica delle Palme. Sono disperate le condizioni della donna di 33 anni rimasta coinvolta domenica con il compagno nell'incidente in zona industriale a Padova. La giovane è incinta di 5 mesi. L'ennesimo caso di maltrattamenti è accaduto nel quartiere Arcella di Padova, dove sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato un 55enne. La moglie e le figlie piccole si erano chiuse in bagno per scappare alle botte. Omicidio di Fira a Treviso, svolta sul movente del delitto del 52enne kosovaro picchiato e accoltellato. La figlia era stata costretta ad abortire, da lì la serie di violenze testimoniate anche da un video. Autonomia, oggi il presidente del Veneto Zaia è stato ascoltato in Commissione Affari Costituzionali a Roma. Qui ha confermato la linea. Non appena ci sarà l'ok al testo si chiederanno le prime 9 materie. 60enne esce dalla palestra con una fiala dopante nel borsone. La Guardia di Finanza di Padova sequestra la pericolosa sostanza e rintraccia il fornitore, un personal trainer di Campolongo Maggiore. Drammatico rogo in mattinata a Rovigo, le fiamme in un allevamento di maiali, un dipendente è rimasto intossicato, morti 200 animali, un altro centinaio salvato dai vigili del fuoco. Domenica prossima la giornata contro la sindrome del bambino scosso a Padova. Il centro regionale per il bambino maltrattato è l'unico reparto di cura a livello italiano. Qui vengono seguiti ogni anno 150 nuovi casi. Edizione regionale dei telegiornali di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Dunque in primo piano l'ultimo saluto a mamma, papà e figlio. A Chioggia nel mercato ortofrutticolo l'addio alla famiglia Scarmanati, morto nel rogo della propria abitazione nel giorno della Domenica delle Palme. E lutto cittadino oggi a Chioggia, più di 1000 le persone sedute con compostezza e rigoroso silenzio al capannone dell'ortomercato di Brondolo per l'ultimo saluto alla famiglia Boscolo Scarmanati, morta nel tragico rogo di casa nella notte della Domenica delle Palme. All'interno del capannone le 3 bare, una accanto all'altra, tutte identiche con le stesse rose bianche per Gianni, 64 anni, la moglie Luisella Veronese, 59 anni e il loro figlio Davide, 27 anni. In disparte, prima in piedi in un angolo, poi seduto in prima fila, l'altro figlio della coppia, Fabio. Era stato lui a proporre il capannone come luogo per le esequie dei suoi familiari, visto il forte legame del padre con il territorio clodiense, in particolare con il mondo agricolo e della ristorazione. A celebrare l'omelia il vescovo di Chioggia, Giampaolo Dianin. I volti e le storie di Gianni, Isella e Davide ci hanno accompagnato lungo tutta la settimana santa. Il dramma della passione e della morte di Gesù li abbiamo vissuti con loro, abitati dal dolore di Fabio e degli altri familiari. Commovente e molto partecipato il ringraziamento del vescovo di Anina a quanti hanno cercato di mettere in salvo la famiglia con coraggio e amore gratuito, dice. E con tanta generosità hanno chiamato, si sono attivate, hanno cercato di raggiungere con una scala il piano superiore, ma era troppo tardi. Vogliamo tutti dire un grande grazie a queste persone per il loro coraggio, un segno grande di amore gratuito alla vita. Dall'altare anche la commozione degli amici di Isola Verde del camping nel ricordo di Davide, nel cercare di dare conforto all'unico superstite, il fratello Fabio. È sempre stata una persona che non ha mai chiesto niente e che ha dato tutto a tutti. È stata una persona che ha messo a disposizione le sue risorse, i suoi spazi, casa sua, ci ha aperto le porte di casa sua. Esequie anche con le alunne della quinta E di Luisella e con il pianista fuori posto Paolo Zanarella, amico della famiglia, e con tante autorità e il sindaco. Una comunità riunita e sappiamo insomma una tragedia che ha colpito non solo purtroppo la famiglia loro ma un'intera città. Sono disperate le condizioni della donna di 33 anni rimasta coinvolta domenica con il compagno in un incidente stradale in zona industriale a Padova. La donna, incinta di 5 mesi, è ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'azienda ospedaliera.
2 vite appese a un filo, quella di una giovane donna e quella della bambina che porta in grembo. Sta lottando per tutte e due in un letto della terapia intensiva dell'azienda ospedaliera di Padova la 33enne di Trebaseleghe, coinvolta domenica mattina intorno alle 9:30 in un gravissimo incidente accaduto in zona industriale a Padova. Viaggiava nell'auto condotta dal compagno di 28 anni, diretta con lui dalla famiglia per il pranzo di Pasqua, quando il veicolo è sbandato in corso Stati Uniti all'altezza della rotatoria con via Messico. Una scena straziante quella che si è presentata ai soccorritori. La donna incastrata nell'abitacolo, il compagno apparso da subito ferito ma meno grave. Ricoverata in prognosi riservata, le condizioni della 33enne futura mamma sono apparse da subito disperate. Poche le speranze per lei e la sua piccola, confermano i sanitari. Nel frattempo continuano le indagini condotte dalla Polizia Locale di Padova. Una fuoriuscita autonoma, quella che ha coinvolto i 2 giovani. Tra gli accertamenti in corso anche quello sulla velocità dell'auto. Restiamo a Padova, andiamo al quartiere all'Arcella per l'ennesimo caso di maltrattamenti, con i carabinieri che hanno arrestato un 55enne. Entrati in casa, i militari hanno trovato la moglie e le figlie piccole dell'uomo chiuse in bagno. Era barricata in bagno con le figlie minorenni. La donna, che nel cuore della notte, dopo essere sfuggita al marito violento, ha composto con mano tremante il 112. Capita la gravità della situazione, i carabinieri della radiomobile della compagnia di Padova si sono precipitati nell'abitazione della famiglia in zona Arcella. Maltrattata dal marito tanto da dover ricorrere alle cure del pronto soccorso, la donna ha raccontato quanto era avvenuto. Per il marito, un 55enne moldavo, è scattato l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, divenuto arresto in flagranza per resistenza, perché durante il trasporto nella gazzella dei carabinieri il 55enne ha dato in escandescenze, causando danni all'abitacolo del veicolo. Omicidio di Fiera a Treviso, udienza oggi in corte d'assise con una svolta sul movente del delitto. Si tratta del video di una delle aggressioni subite da Rajip Kolgeci, il 52enne di origine kosovara, ucciso a Fiera nei pressi del bar La Musa in viale 4 novembre, in quella che per la procura è stata un'azione punitiva. Immagini queste che secondo l'accusa dimostrerebbero gli antefatti che avrebbero innescato la scintilla. Tutto sarebbe nato in Kosovo da un fatto familiare. La figlia della vittima sarebbe stata costretta ad abortire dall'ex fidanzato, fatto che avrebbe scatenato una serie di episodi di violenza. Effettivamente ci sono dei fascicoli presso i tribunali del Kosovo che attestano queste situazioni. Il problema sarà verificare se effettivamente l'omicidio di cui stiamo parlando ha in qualche modo avuto una scaturigine da quei fatti. In un certo qual modo sembra esservi un collegamento, al momento forse un po' sottile, però probabilmente ci sarà da approfondire. Questo potrebbe cambiare di fatto lo scenario. Ci potrebbe essere il rischio di individuare un'aggravante diversa rispetto a quelle contestate e quindi anche più grave il fatto omicidiario rispetto a quello che oggi viene contestato. Quello della premeditazione? Certo, se dovesse emergere un collegamento di questa natura c'è la possibilità di una contestazione nuova. In aula a raccontare questi episodi il figlio della vittima, Kastiot Kolgeci. Dopo vari pestaggi fra le 2 fazioni in Kosovo, l'ex fidanzato della sorella avrebbe assoldato Afrim Manksuka promettendogli del denaro se avesse ridotto Kastiot su una sedia a rotelle. L'Afrim aveva assolutamente respinto al mittente questa proposta di vendetta. A questo poi va ad aggiungersi un prestito di 500 euro che Kastiot avanzava da un protetto di Manksuka. In Italia le 2 fazioni hanno iniziato ad incontrarsi fino al tragico 12 ottobre, a quella che ormai viene definita l'azione punitiva finale. Manksuka avrebbe ordinato alla vittima di chiedere scusa davanti a tutti. Al rifiuto è scoppiata la rissa terminata nel delitto. Secondo l'accusa, Afrim Manksuka, 52 anni, anche lui kosovaro, accoltellò Kolgeci alla gamba perforandogli l'arteria, mentre il nipote
il 33enne Valmir Gashi lo colpì con una mazza in testa. Il mio assistito nega categoricamente innanzitutto la ricostruzione dei fatti che sono stati oggi raccontati, riferiti in udienza dal testimone, nega assolutamente di aver colpito in alcun modo il Kolgeci Rajip e nega assolutamente di essere stato armato nel corso della rissa. La prossima udienza il 17 aprile. Ad un solo mese di distanza dalla violenta aggressione, arrestato l'accoltellatore dell'imprenditore bengalese in Corso del Popolo a Mestre. L'operazione della Questura di Venezia con il plauso dell'assessore alla sicurezza del Comune di Venezia. È stato arrestato e messo in carcere l'aggressore del barista del titolare di Corso del Popolo. E l'assessore alla sicurezza del Comune di Venezia, Elisabetta Pesce, applaudere l'operazione che a poco più di un mese dalla violenta aggressione con accoltellamento all'imprenditore bengalese ha permesso ai poliziotti della Questura di Venezia di scovare, fermare e arrestare l'accoltellatore di 32 anni di nazionalità rumena, residente a Campalto, su cui dal 26 febbraio scorso pendeva l'ordinanza di custodia. Eccolo nel video dell'accoltellamento con il litigio a sangue di fine febbraio scorso. Corso del Popolo, Mestre, sono da poco trascorse le 18:30. L'aggressore, corpo robusto e annebbiato dal tanto troppo alcol in corpo, vuole gli venga servito ancora dell'alcol e non vuole pagare il conto, anzi è lui a pretendere, minacciando, gli venga consegnato del denaro. Per questo estrae il coltello a serramanico tenuto fino a quel momento nascosto dentro una delle maniche della maglia e colpisce i due cugini. È il proprietario Abul Kasam di Tel Santo ad avere la peggio. Arriverà al pronto soccorso con il volto insanguinato per il profondo taglio alla testa. Tarek, il cugino, ferito invece solo di striscio. Questa è l'ennesima comunque testimonianza del lavoro che viene fatto sul territorio per quanto riguarda la sicurezza. Ringrazio la Questura. E adesso una notizia che arriva da Treviso, dove nei giorni scorsi il prefetto Angelo Sidoti ha emesso un'interdittiva, la prima del 2024, nei confronti di una ditta individuale con sede a Treviso operante nel settore del commercio elettronico di autoveicoli leggeri e motoveicoli. Il provvedimento si è reso necessario alla luce degli accertamenti condotti nell'ambito del gruppo Interforze che hanno permesso di appurare la contiguità del titolare della ditta con la locale di 'Ndrangheta operante in Trentino Alto Adige. Siamo alla politica, parliamo di autonomia perché oggi il presidente del Veneto Zaia è stato ascoltato in Commissione Affari Costituzionali a Roma. Qui ha confermato la linea: non appena ci sarà l'ok al testo si chiederanno le prime 9 materie. È passata al Senato, spero passi velocemente anche alla Camera, dopodiché sarà facoltà di ogni regione chiedere di poter sottoscrivere l'intesa con lo Stato ed è esattamente quello che vogliamo fare. Einaudi nel presentare la Costituzione nel 48 diceva ad ognuno dovremo dare l'autonomia che gli spetta, ecco è giunto il momento. La richiesta al governo delle materie per il Veneto sarà immediata non appena la Camera approverà la riforma Calderoli sull'autonomia differenziata, voto atteso per la fine di aprile, inizio maggio. Questa la roadmap che Luca Zaia ha confermato a margine dell'audizione in Commissione Affari Costituzionali, prodromica la prodo della riforma nell'aula di Montecitorio. Una volta ottenuto l'ok all'impianto legislativo, la richiesta comprenderà le materie non soggette ai famigerati LEP. Ben venga il fatto che la Commissione Cassese ha definito che 14 delle 23 materie sono, come dice il Ministro Calderoli, leppizzabili, no? Devono essere sottoposte a LEP. 9 materie però non lo sono. Organizzazione della giustizia di pace, rapporti internazionali e con l'Unione Europea, commercio con l'estero, protezione civile, casse di risparmio tra le materie immediatamente attivabili, cui Zaia non intende rinunciare in attesa di definire i LEP sulle altre 14, dalla tutela della salute all'istruzione, un esempio su tutti. Se io potessi decidere di tenere al lavoro i medici che vanno in pensione, diciamo che non basta, ma aiuterebbe a tamponare questa falla di medici che non ci sono. In Italia mancano 50.000 medici e 3.500 dei quali mancano in Veneto. Da Gianni Cooperlo del PD la richiesta di introdurre una clausola di supremazia nazionale, per Zaia nulla di nuovo. Sulla supremazia nazionale abbiamo parlato, in tutti i modelli federalisti esiste la clausola di supremazia nazionale.
Quindi non è una novità e non è neanche un grande risultato dell'eroismo dell'opposizione. In tutti i modelli federalisti esiste la causa di supremazia nazionale. Non è un'idea barricadera, non è un'idea rivoluzionaria, non è un'idea che va contro l'unità nazionale, come dice qualcuno. E adesso l'avvicinamento alle amministrative con Elena Pavan, che rende ufficiale la sua ricandidatura a sindaco di Bassano. È ufficiale, l'attuale sindaca di Bassano del Grappa, Elena Pavan, si ricandida alla poltrona di prima cittadina. Mantenendo la sua identità leghista, corre con una sua lista civica. Mi ricandido a sindaco della città di Bassano del Grappa, sono una donna di centrodestra e intorno a me si aggregheranno i soggetti di centrodestra che siano leali, che siano fedeli ai propri principi, che abbiano rispetto per le persone e per la città. Tempo fa pareva che fosse lei la candidata sindaca di Bassano per Lega, questo lo può confermare? Questa circostanza mi era stata detta direttamente dai vertici del mio partito a novembre, a dicembre, ad inizio marzo, quindi c'è stata effettivamente una sorpresa, uno stupore amaro nell'apprendere che questo non corrispondeva a verità. Ma come si presenterà Elena Pavan? Con una coalizione formata da varie liste che a brevissimo si presenteranno alla cittadinanza. Io sono tesserata Lega, io condivido i valori della Lega, del buon amministrare, della vicinanza alle persone, del buon governo del territorio. Si è ventilato Fratelli d'Italia che la affiancherà? Ma lo vedremo tra pochi giorni. Su cosa adesso si focalizzerà lei? Ma sulla città, sul portare avanti dei progetti di amministrazione di centrodestra. Abbiamo visto la città negli ultimi anni fiorire di iniziative, di cantieri, di attenzione per le persone fragili. Abbiamo la grande sfida degli ambiti territoriali sociali che sarà molto importante. La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato sostanze dopanti ed è riuscita a individuare un personal trainer che forniva questa pericolosa sostanza. Appena uscito dalla palestra nel borsone una fiala di un potente farmaco dopante. È partito tutto dal controllo stradale di un 60enne padovano firmato a Pontevigo d'Arzare, il sequestro di anabolizzanti fatto dalla Guardia di Finanza di Padova, che dopo aver individuato un automobilista trovato in possesso di una fiala di un farmaco ad azione dopante è riuscita a risalire al fornitore, un personal trainer di 29 anni di Campolongo Maggiore. In casa del giovane preparatore atletico che è stato denunciato, i finanzieri hanno trovato altri 11 flaconi contenenti un ormone generalmente utilizzato dagli atleti per aumentare la massa muscolare e la performance fisica, nonché di ridurre il tessuto adiposo. Il prodotto, venduto a prezzi che possono arrivare fino a 500 euro a fiala, è una sostanza classificata come proibita nella lista dell'Agenzia Mondiale dell'Antidoping. Il farmaco dopante viene utilizzato per migliorare le prestazioni sportive, ma è molto dannoso per la salute. In casa del personal trainer anche siringhe e materiale per la somministrazione, oltre a 3.000 euro in contanti. Il preparatore atletico è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Padova e di Venezia per il reato di utilizzo o somministrazione di farmaci e di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. Questa mattina intorno alle 8:30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Santa Caterina a Rover di Cre, siamo in provincia di Rovigo, per l'incendio divampato nel capannone di un'azienda che alleva maiali, intossicato un dipendente, 200 gli animali morti. I pompieri accorsi da Rovigo con 2 squadre hanno iniziato le operazioni di spegnimento che hanno riguardato oltre metà struttura interessata dalle fiamme divampate probabilmente da un bruciatore interno all'azienda. Le squadre sono riuscite a contenere le fiamme e salvare un centinaio di animali. L'uomo rimasto intossicato è stato assistito dal personale sanitario del SUEM accorso sul posto, presente sul luogo il personale dello Spisa e la polizia. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dell'area da parte dei pompieri sono terminate poco prima di mezzogiorno. Ci fermiamo per la pubblicità. Eccoci in diretta. Domenica prossima la giornata contro la sindrome del bambino scosso. A Padova il centro regionale per il bambino maltrattato è l'unico reparto di cura a livello nazionale. Qui vengono seguiti ogni anno 150 nuovi casi.
Trascuratezza, baby shaken e poi violenze di vario tipo. Sono numerose le forme di maltrattamento che riguardano i bambini, vere e proprie patologie. A commetterle soprattutto i familiari più prossimi, papà e mamma. A Padova il centro regionale del bambino maltrattato, nato 24 anni fa, segue 150 nuovi casi ogni 12 mesi con l'azienda ospedaliera che ospita il primo e unico reparto specifico esistente in tutta Italia. Un bambino maltrattato su 3 ha dagli 0 ai 3 anni. La sindrome più diffusa è quella da trascuratezza. La mancanza di stimolazione, di una stimolazione adeguata, veicolata con uno stimolo affettivo, che quindi sono le cure amorevoli, può produrre dei danni cerebrali permanenti, con un'atrofia cerebrale che è documentabile con le indagini di imaging. Cosa accade al cervello di un bambino è chiarissimo in questa risonanza magnetica, che riproduce il cervello di un bambino di 1 anno e 7 mesi, trascurato dalla nascita, con madre sola e fragile, malnutrito, che ha sviluppato un danno cerebrale permanente. Questa risonanza invece riguarda un bambino di poco più di 3 mesi. Nel suo caso la diagnosi è la sindrome da bambino scosso. Anche qui il danno al cervello è irreversibile. Un neonato, ricordano i medici, non va mai scosso. Se vi trovate in una situazione di questo tipo, lasciate il bambino in un luogo sicuro, allontanatevi e distoglietevi dal suono del pianto, perché il pianto è il trigger principale che porta ad agire, per cui accendete la musica, telefonate a qualcuno, accendete il phone e distogliete il trigger del pianto dalla vostra mente, ma mai, mai, mai scuotere un bambino. Il bambino può anche arrivare alla morte. 5 neonati morti per la sindrome da bambino scosso nell'ultimo anno, ma sono in aumento anche i casi di bambini esposti agli stupefacenti, soprattutto alla cocaina. È tutto per questa edizione, vi lascio come di consueto le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Bentrovati al meteo. Graduale rinforzo dell'alta pressione, sinonimo di tempo stabile e rialzo termico, inizialmente non molto pronunciato, ma destinato a divenire particolarmente evidente nel weekend. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di giovedì 4 aprile ci mostra un ampio soleggiamento, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. In pianura e nelle valli prealpine al primo mattino avremo locali foschie. Temperature in contenuto aumento, minime tra 5 e 9 gradi, massime tra 16 e 20 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole, al pomeriggio però sarà probabile una maggiore nuvolosità sulle prealpi con anche delle deboli piogge. Temperature minime tra 4 e 11 gradi, massime sui 16-18 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo qualche nube residua al mattino, ma che si dissolverà rapidamente lasciando spazio al sole. Temperature minime sui 7 gradi, massime intorno ai 21. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.